Sono proprio qui davanti al municipio di Mestre, davanti a questa targa che rappresenta appunto, è dedicata ai morti nella seconda guerra mondiale, morti appunto per dare a noi la libertà anche di parole, di espressione e libertà politica. Libertà che la Presidente del Consiglio Comunale e tutta la maggioranza fucsia vogliono ora toglierci. A scatenare gli strali dell'opposizione la proposta di modifica al regolamento del Consiglio Comunale allo studio della Presidente Ermelinda Damiano, che ne ha anticipato i contenuti alla giunta di Luigi Brugnaro. Tra le novità trapelate da indiscrezioni, la riduzione dei tempi massimi degli interventi dei consiglieri da 5 a 3 minuti e da 10 a 5 minuti nel caso di discussione del bilancio. In arrivo anche nuove limitazioni al numero di interventi possibili su un singolo emendamento e restrizioni sulle riprese audiovisive che dovranno essere autorizzate tramite uno specifico modulo da presentare in anticipo alla Presidenza. Nulla di ancora definito, ma abbastanza per far gridare l'opposizione allo scandalo. Per il PD si tratta senza mezzi termini di un provvedimento antidemocratico. Io credo che l'abbiamo visto di tutti i colori in questi 2 anni, il sindaco padrone, il sindaco sceriffo che vuole sparare a vista e Piazza San Marco, adesso abbiamo anche il sindaco Podestà che vuole cancellare il confronto democratico in Consiglio Comunale. Credo che sia inaccettabile e ricorreremo a tutte le sedi, compreso il Tribunale, perché non è pensabile di impedire il confronto democratico in un'assemblea elettiva. Una levata di scudi fuori luogo, secondo il vicepresidente del Consiglio Comunale, il forzista Saverio Centenaro, che ricorda come la discussione in aula sulle modifiche debba ancora cominciare. Non capisco questo nervosismo da parte delle forze di opposizione, anche perché siamo tutti concordi che il regolamento è un regolamento datato e va rivisto. Che successivamente ci siano delle modifiche che loro là già lo sappiano, questo mi meraviglia ancora di più, perché nessuno di noi ha visto questa bozza di regolamento che proporrà la Presidente alla Commissione competente. Pertanto credo che ancora una volta è una semplice tempesta su un bicchiere d'acqua.